buonasera. Io sono stato molto contento di presentare questa cosa, anche se sono un po' in imbarazzo, ve lo dico sinceramente, perché non sono sicuramente un testimone diretto del lavoro e delle ricerche di Samona. L'ho visto solo una volta in vita mia in una fantastica e divertente discussione con Quaroni. Quaroni aveva un rapporto molto di grandissima stima e di una sostanziale conflittualità, ne parlavo prima con Ligia, per cui si svolse tutto il dibattito in modo abbastanza buffo e divertente e vivace, però era sufficiente per uno giovane come me per capire anche, come si può dire, alcuni aspetti del carattere di Giuseppe Samonà che erano certamente una straordinaria vivacità e curiosità, tanto per cominciare, questo va detto, ed emerge benissimo dal libro. Però per venire al libro, diciamo, una cosa subito va detta: il libro è bellissimo, interessantissimo, ricostruisce molto precisamente da parte di Cesare, che fra l'altro conosce benissimo l'argomento ed è anche in qualche modo un allievo di Giuseppe Samonà diretto, tutte le fasi molto complesse della vita e delle opere di questo signore, e c'è accanto un notevolissimo insieme di anche nel testo, insomma, di scritti di Samonà assolutamente illuminanti. Per cui va letto, diciamo, non è il solito libro, il solito regesto di opere, non so come. Fra l'altro in qualche modo è anche selettivo, alcune opere sono appena accennate, il tentativo non è quello di descrivere l'intero prodotto dell'architetto Samonà o l'intero prodotto teorico di Giuseppe Samonà o la descrizione delle attività universitarie importantissime di Giuseppe Samonà, ma è quello di ritrarre alcuni aspetti salienti. E lo fa benissimo perché, lo dico proprio come lettore appassionato, devo dire, perché c'è una profonda corrispondenza concettuale fra le analisi di Cesare e la documentazione, quello che dice Samonà, così l'intersecarsi quasi di due voci, cioè la voce dell'interprete, del curatore, del lettore, dell'analista e quella diretta del personaggio. Tanto che, diciamo, parlerò brevemente solo di due cose, che sono poi quelle su cui riesco a dire qualcosa. Una riguarda l'iter progettuale di Giuseppe Samonà, che per me, devo dirlo francamente, mi è sempre sembrato, fino alla lettura di questo libro, un po' poco chiaro. E invece questo libro è chiarito moltissimo, almeno in alcuni punti, e poi cercherò di spiegare. Il secondo invece è una cosa che forse è l'unica su cui ho come si può dire, un po' di testimonianza diretta, ed è l'importanza che aveva il piano programma di Palermo. Dico importanza perché è strano, il piano programma è un elaborato urbanistico fatto da lui, De Carlo, Di Cristina e altri, importantissimo e però assolutamente inefficace. Cioè, no, neanche preso in considerazione l'amministrazione, cioè una di quegli abbagli, non so come, di quelle scommesse che spesso fanno i progettisti intelligenti, pensando che i comuni poi recepiscano. No, il comune l'ha preso e praticamente l'ha accantonato, quindi è un piano che non ha avuto nessuna influenza sul concreto, se non sul pensiero, soprattutto sul pensiero universitario. Io mi ricordo perfettamente questo, tanto per parlare di aneddoti, diciamo. Io ho insegnato 8 anni a Palermo, venendo da una cultura che era lontana da quella palermitana, certo in qualche modo vicina, perché la cultura dell'architettura italiana ha dei caratteri comuni, però insomma il lessico, i modi di pensare, l'attenzione al luogo. Io sono arrivato a Palermo e ero strabiliato, cioè stavo in un altro, non dico lessico, in un altro pianeta, va. E però mi sono progressivamente accorto che nelle anime della cultura palermitana c'era profondissima questa eredità, non tanto del piano programma quanto dell'eredità Samonà, che era poi impersonata da alcune persone, specificamente il gruppo di Cesare, e però rispecchiata, trasparente in tutti gli altri. E nelle discussioni, poi era molto appassionato al rapporto architettura-città, centri storici, queste cose insomma, che rientrano nel corrente dialogo che si fa a scuola sugli argomenti scolastici, è un argomento. La questione del piano programma, sia pure in modo non diretto, emergeva da tutti.
l'interesse per questo particolarissimo modo di raccontare, di leggere e ne parlerò un po' meglio dopo se ci riesco, però diciamo sono i due punti che tanto per dire, tanto per premettere, sono quelli su cui mi sento di dire qualcosa. La cosa che mi ha colpito, diciamo, rileggendo meglio e quindi cercando di capire meglio la storia di Samonà progettista, che è l'argomento principale dei primi capitoli del libro. Fra parentesi, cito, cioè l'introduzione di Daniele è fantastica, è molto pertinente e vi consiglio di leggerla. E questo, diciamo, Samonà ha una storia prebellica sicuramente interessante, però con alcuni punti curiosi, forse comuni ad altri, da certi punti di vista molto comuni a cose che conosco meglio, tipo Ridolfi. Però diciamo uno degli aspetti curiosi è il suo rapporto con Calandra, professore fondamentalmente di storia, che lo appassiona, o comunque sotto Calandra si appassiona alla storia, e in particolare al Medioevo. Lì per lì non capivo la connessione, ci sono disegni su Cefalù, disegni. Poi questa cosa ritorna, e devo dire ritorna soprattutto nella sua produzione postbellica, in termini di esaltazione strutturale. Lui è chiaramente attento alle questioni della struttura, anche di questo parlerò dopo. Nel lavoro prebellico è in fondo vicino, è leggibile, diciamo, in controcanto, anche se è completamente diverso il contesto, per esempio con Ridolfi. C'è una prima fase decisamente, uso la parola tra virgolette, accademica, perché ha poi una sua originalità, ma insomma in qualche modo nei canoni scolastici di allora. La Palazzata di Messina numero 1, il primo progetto, è un progetto che assomiglia ai progetti scolastici di Ridolfi da questo punto di vista. Poi però c'è una botta interessantissima che è una cosa ancora secondo me da identificare nella parabola, diciamo, del moderno italiano, che è il momento delle chiese di Messina, per fare un esempio, e di altre opere, ma soprattutto delle chiese di Messina, che è similissimo fra l'altro alle chiese di Messina di Ridolfi, in cui l'architettura diventa, come si può dire, ipersemplificata e in qualche modo molto vicina a certe ricerche novecentesche. Volumi semplici, addirittura stupidi, tondi, cilindri. Ridolfi fece quella assurda panettone con l'aureola sopra, ma insomma lui non arriva a quell'estremo, diciamo, però sono, come si dice, un'architettura scarnificata, sognante e vagamente premetafisica, ma più vicina alle cose di Carrà, per capirsi, con quelle tonalità lì. Ed è un momento interessante che finisce prestissimo in realtà e che andrebbe, secondo me, c'è una sintonia che andrebbe capita. Poi lui produce tante altre cose, anche interessanti, i vari palazzi del Torio, quasi tutti in Sicilia. La svolta avviene nel dopoguerra ed è una svolta che recupera per l'appunto, e qui c'è un pezzo molto interessante anche da lui scritto, sul rapporto struttura-involucro, dove lui come dire, mette in evidenza la crucialità della struttura, in senso fisico e anche in senso concettuale. Struttura nel senso ciò che regge l'edificio, ciò che si manifesta. Lo fa con un saggio fantastico, secondo me, iperideologico e iperidealistico. La parola spirito in quel saggio credo che rientri 40 volte, cioè è citata continuamente, in cui sostanzialmente dice, fa una strana critica al contemporaneo del 47, in cui sostanzialmente dice l'architettura antica si presenta alla nostra, cioè l'architettura e l'arte antica, si presenta alla nostra percezione di contemporanei in un modo quanto mai complesso. Si porta con sé, come si può dire, tutto il suo intorno storico, non so, il suo intorno umano, la nostra lettura di cioè l'opera X di Arnolfo di Cambio si presenta per il contesto storico in cui l'opera è nata, in qualche modo la capiamo così, quindi ricca di un insieme di idee, pensieri, storie, come dire, ricca di umanità, complessa, ricca di contraddizioni. L'opera dell'artista contemporaneo, lui parla proprio dell'architettura moderna, dell'arte moderna, lui penso si riferisca proprio a quello che avveniva, siamo nel 47, e in qualche modo invece a noi ci porta a percepire solo la personalità dell'artista, nel suo percorso esistenziale, la sua
non riusciamo a coglierne nella sua storicità, il che è curioso, è un buffo riferimento perché un architetto moderno in questo dimostra, come si può dire, una qualche difficoltà a concepire la contemporaneità e anche in qualche modo c'è mi pare un riferimento molto forte all'antico che lui non esplicita mai in modo volgare, diretto, però che è latente. Dopo questa premessa, ripeto, molto idealistica perché i termini che usa sono chiaramente, continuamente questi, riferiti, come dire, a una concettualizzazione dell'arte come un linguaggio totalmente metafisico che passa invece a una lunghissima dissertazione sulla sostanza della struttura. Lui dice, beh, e lì parla di architettura gotica, chiaramente, come esempio. La struttura racconta molto, racconta non soltanto, come si può dire, l'intelligenza statica secolare che regge una capriata, o regge un arco, e che comunque fa capire che esistono delle forze che gli uomini hanno in qualche modo governato con intelligenza, trucchi, ma racconta anche francamente, come si può dire, la storia del lavoro che quell'edificio rappresenta. E questo per lui è una critica all'architettura, mi immagino, siccome è scritto nel 47, come dire, dell'architettura immediatamente post-bellica diffusa, penso ai, che ne so, luccicanti Monaco, eleganti, facciate lucide, chiare, intonacate, omogenee, questo gusto, diciamo, del primo post-razionalismo già avvenato di organicismo che si ignora questa questione, l'involucro, per cui questa architettura di involucri lui la considera negativa. Questo testo secondo me è assolutamente illuminante di tutta la produzione che segue, che è quella appunto della palazzata vera e propria di Messina, fatta dell'INAIL di Venezia, dei vari edifici di Palermo, di quello dell'Enel di Palermo, sono tutti edifici in cui sempre mi hanno lasciato molto sorpreso prima di cogliere questa questione, di trovarmi di fronte scritta dai Roldi e da lui, questa cosa non è che ho colto granché, ma che, come si può dire, edifici strani, perché edifici in cui non solo la struttura è scandita, cioè edifici molto ripetitivi, tassonomici, cioè fatti di tanti pezzetti, di tante cose, cioè struttura molto visibile, pezzetti composti. La Palazzata di Messina è ossessiva in qualche modo, è una collazione di componenti leggibili tutte. Cioè è una dichiarazione di come si costruisce quell'edificio lì, persino troppo. E poi ho capito che in realtà non è tanto forse, cioè c'è una gran sintonia anche qui con tanti altri, c'è una sintonia probabilmente con Perret di Le Havre, c'è una sintonia con Pouillon, c'è una sintonia certamente con Ridolfi, penso anche le torri di Etiopia o gli edifici di Terni di Ridolfi sono più o meno simili. Addirittura quelli di Samonà sono estremistici, c'è un momento, ci sono l'edificio di Palermo, è un edificio in cui direi, non è tanto che non si vede altro che cemento armato, ma non si vede altro che struttura. È un edificio che quasi ha perso, come si può dire, la superficie, l'epidermide, è ossa, è solo ossa, ecco questo. E questo aspetto secondo me è molto interessante, molto suggestivo. Ma particolarmente interessante per me, poi se vuoi, attualizzandolo, perché viviamo in un mondo che è fatto di forme fatte da involucri. In giro per l'Europa e trovi edifici che hanno delle belle, delle suadenti pellicole intorno a se stessi, poi non sai manco che cosa siano, chi le regga, non c'è polemica, io non li capisco queste cose, però diciamo in questo ho trovato una profondità e anche una motivazione di questa sua ricerca che è assolutamente iterativa. Devo dire, non tanto, non è che dissento con nessuno, diciamo, si è parlato, ne parla anche Ridolfi, di riferimenti a Wright, che ci sono certamente nelle primissime fasi, c'è una cura di geometrie non ortogonali, strutture esagonali, angolari, insomma. Però sono riferimenti così, secondo me, relativamente significativi ma relativamente marginali. E anche il rapporto con Le Corbusier alla fine è più epidermico nella sostanza che sostanziale, perché il rapporto è profondamente organico con la sua idea prebellica e sostanziale di un'architettura in qualche modo che reiteri la franchezza del gotico, delle chiese, delle cattedrali, dove tutto è alla fine se stesso, chiaro, struttura, dove tutto racconta
alla fine, come lui dice, non solo la statica, ecco, per capirsi, ma direi dietro la statica tutto il lavoro umano, intellettuale e fisico, anche materiale, del muratore che ha messo il sasso uno sopra l'altro, dietro quell'edificio. E questo a me mi sembra, tanto che, diciamo, se dovessi chiedere un qualcosa ai Roldi, a chi lo conosce, non ho mai capito alcune altre opere, in seguito a non capirle. Il teatro di Sciacca per me è incomprensibile, è un oggetto per me è strano, ha degli elementi molto fascinosi, la torre scenica in mezzo che divide tutto di una durezza, sempre di questo tipo, cioè una roba fatta di strutture. Però veniamo invece alla questione unità architettura urbanistica. Lì veramente c'è qualcosa che, al di là dell'esperienza personale che vi ho detto, cioè l'importanza che ha avuto il piano programma nella testa dei miei colleghi siciliani, non tanto nella realtà di Sicilia. Considerate che il piano programma nasce in mezzo a due epoche, come si può dire, la distruzione del centro storico di Palermo che si culmina nel 62 con un piano assurdo. Il piano del 62 è un affettamento, cioè, sapete com'è il centro storico di Palermo? Ha tre assi, cioè due assi storici, Magreda e Corso Vittorio Emanuele, diciamo, la croce, i quattro canti, e poi c'è un altro asse fine ottocentesco che è via Roma, tre un po' storte. Il piano prevedeva demolizioni, reiterando scioccamente questa struttura ortogonale, dividendo in, non so, 16 pezzetti il centro storico, una insensatezza assolutamente, nemmeno diciamo, pensata sulla forma della città, pensata su una stupida replica, come se la città si replicasse i propri tagli, le proprie fette, una cosa ridicola. Più demolizioni drammatiche, la Magione, che era un edificio circondato da case, ridotto, tuttora è così, ridotto un oggetto isolato in mezzo al vuoto. Dall'altra parte, dopo il piano programma, c'è il piano delirante, secondo me, deleterio, radical chic e cretino, ispirato, scusate le parolacce, vabbè, assolutamente deleterio, ispirato a Luigi Cervellati, un piano radical chic basato su la ricostruiamo come era dove era, sulla base dei catastali, una roba insensata. Quindi c'è questo strano piano che sta in mezzo, che non serve a niente, che però che non ha nessuna efficacia. Oggi Palermo, il centro storico di Palermo è, credo, il centro più disastrato e più spopolato che esiste nelle città italiane, che sta lì e che nella sua inefficacia però è di grandissimo interesse. È di grandissimo interesse perché si basa su una serie di questioni che sono tutte difficilissime da raccontare, provo a elencare. Prima di tutto usa tantissimo il linguaggio e poco i disegni. È una descrizione della città e si basa molto sulla descrizione, quindi sulla lettura, sulla capacità di capire in un senso assolutamente non semplicemente morfologico, ma storico, direi storico-morfologico, umanistico, storico-morfologico, la città. Descrivendola e analizzandola, arriva a definire contesti che non sono stupidamente fisici, non sono l'isolato dal Detali, il quartiere, il quadrante, non so che, sono strutture che hanno una loro omogeneità generale, quello che chiama lui una parola molto interessante, solidarietà fra strade e case, cioè qualche cosa che è indefinibile nel puro e semplice perimetrazione, cioè si può perimetrare alla fine un disegno, ma la perimetrazione ci arrivi solamente quando capisci che quell'insieme di cose in qualche modo, come si può dire, è legato da un insieme di regole che non sono assolutamente solamente come dire, fisiche, non sono storiche nel senso come dire, muratoriano della struttura del tessuto, non sono morfologiche del tessuto, sono tutto insieme queste cose qui, compreso il senso complessivo di... E affida moltissimo questa alla descrizione. Naturalmente con questo diventa uno strumento molto poco pratico, molto poco, cioè molto intellettualmente stimolante e molto poco applicabile da un comune, fra parentesi. Questo lo fa riferendosi a una serie di ragionamenti molto complessi che sono fra l'altro citati ampiamente. Vi invito a leggere, fra le tante cose in allegato, un lunghissimo pezzo stralciato da Cesare di una conferenza, credo, fatta da Samonano nel 67, poi citata da Semerani, che parla di questo.
ed è anche questo un testo ricchissimo, densissimo, acutissimo e anche in qualche modo contraddittorio, perché poi tutto l'insieme di queste cose è, come dire, racconta il personaggio, che non è un personaggio, è un personaggio molto complesso, molto problematico, molto acuto, però anche tendente anche a organizzare il pensiero in modo, come si può dire, strutturato dal punto di vista logico, però in realtà sostanzialmente, come tutte le cose di grande umanità, di grande percezione, non incerto, no, contraddittorio. Lui dice sostanzialmente una cosa sorprendente. Parlando di centri storici, siamo nel 67, il grande dibattito sui centri storici è già in qualche modo passato, ma segue ad esistere. In modo, vi ricordo, scemo, come tutti i dibattiti italiani, nella sostanza il dibattito sui centri storici è un dibattito che normalmente ha una tonalità da Italia Nostra. Invece lui fa un ragionamento paradossale. Dice, il centro storico è un insieme di, vede la città storica come una cosa estremamente, come si può dire, dialettica, complessa e storicamente confusa, complessa, fatta di lotte, fatta di sovrapposizioni, di modificazioni, non è identificabile, congelabile in un'epoca, in una fase, è una, come dire, convulsa, però si porta con sé tutta la vita, il modo di essere abitata. Quel determinato palazzo era un palazzo nobiliare, quell'altra cosa era un cattoio dove abitavano i servi di quel nobile. E questo carattere fisico, quello è un casone con certe cose, quell'altro è piccolino, è una casa elencale, come diceva lui, sono due cose che sono in qualche modo inscindibili da quell'uso, si portano con sé. Per cui lui, per esempio, dice una cosa abbastanza sorprendente, non bisognerebbe usarli altrimenti. In qualche modo scrive, quel palazzo che era del nobile tal dei tali, del barone X, non può diventare una facoltà d'architettura, oppure peggio ancora un palazzo per uffici, e il che è paradossale perché ovviamente significherebbe congelare completamente quel pezzo di storia, in una destinazione non più plausibile, essendo morti i baroni, essendoci le facoltà come bisogni di spazio, eccetera. Però questa prima reazione porta, come dire, a pensare che il centro storico è tutt'altra cosa che la città che gli sta intorno. La cosa divertente è che il piano lo fa con De Carlo, che è evidentemente una visione completamente opposta, nel senso De Carlo vedeva il centro storico come componente della città, come necessaria componente della città, però in qualche modo questa idea che il rispetto del centro storico vada molto al di là del puro, come si dice, restauro, e che in qualche modo mette in crisi pure la totale reinterpretazione contemporanea, cioè i due tipici, oggi, tutt'oggi, i nostri sovrintendenti oscillano fra due posizioni, lo sapete benissimo, una è quell'edificio era così, perché decidono che in quell'epoca quella privilegiata, quella fondamentale era così e va tenuto così, oppure gli dicono, beh, nei limiti delle mie disponibilità in genere, della mia accettazione, cambialo come ti pare. Queste due posizioni sono due posizioni completamente contraddittorie a quello che dice Samonà. Samonà dice il contrario, dice non può esserci intervento che non tenga presente tutto. Le contraddizioni complesse della storia di questo insieme, che comunque per le sue specifiche contraddizioni forse è distinguibile da quell'altro che gli sta vicino, e questo è il primo ragionamento sulle aree, come chiamava lui, i contesti. Il contesto A, B, 14 contesti del centro storico di Palermo identificato, che vuol dire aree dove aspetti morfologici, storici, di uso storico, in qualche modo erano descrivibili e in qualche modo isolabili. Dopodiché il progetto è soltanto una equilibratura. Questa è una delle cose buffe, una ricerca dell'equilibrio, di un intervento che in qualche modo sia così sottile, vi rendete conto quanto è difficile, quanto è impraticabile, però sia sottile da intervenire anche in chiave contemporanea, anche introducendo elementi completamente nuovi, però che riesca là dentro a questo, direi, agglomerato di problemi, facendoli, come dire, in qualche modo rivivere. Questo tema, questa questione seguita, secondo me, a essere attiva. È chiaro, messa come l'ho detta io, l'ho detta un po' rozzamente, diciamo.
Però tutt'oggi siamo in una situazione dei rapporti con l'antico assolutamente da rivedere. Cioè il rapporto con l'antico, soprattutto nelle recenti, che tutto sommato sì, deve essere un tema cruciale, perché non è che l'antico è pure la borgata d'Italia, è pure la periferia urbana ormai, cioè, secondo me in qualche modo l'idea del rapporto fra architettura contemporanea e esistente è permanente, è assolutamente, poi in una città come in un paese come l'Italia è assolutamente. Beh, come dire, la radicalizzazione del problema è diventata insopportabile, cioè si passa dagli isterici, facciamo tutto com'era, con tutte le contraddizioni del caso, in genere rappresentati ormai dalla più stupida lessico sovrintendenziale generalizzato, si fa così, l'intonaco così, va fatto tutto, come dire, il filologismo estremo. E dall'altra invece, come si può dire, la più totale disinvoltura e cialtroneria, tanto l'opera d'arte arriva e spazza via tutto intorno a se stesso senza alcun. Noi siamo a questo, tutto sommato, escludendo alcuni dei presenti, anzi forse i presenti, ma diciamo in generale l'atmosfera italiana è di questo genere, e anche quella internazionale. Basta fare un po' di giri in Olanda per dire. E questo tema così complesso, secondo me, posto con questa forza, è di totale attualità. Per dire, i riferimenti sono strani, cioè, certamente anche Guaroni aveva una visione della città di questo tipo, non così estrema, non così, se volete, sottile. Secondo me c'è anche, e qui chiudo, è un secondo me messo fra virgolette, per cui è un secondo me da prendersi con le molle, diciamo, perché è proprio un'intuizione. Penso che c'entri molto la storia della formazione di Samonà in questa visione. In qualche modo c'entra pure l'ambientamento di Giovannoni, non so come dire, questa idea che la città. Recentemente mi sono capitati sotto il naso perché i dottorandi lo stanno studiando, che ne so, degli studi di Giovannoni sul foro, come si chiama, dove sta il Tempio di Vesta, cosiddetto Tempio di Vesta, il foro oleario. Lì c'è una cosa buffa, lui mette delle casette in stile, non so come dire, di fronte al palazzone della Mantanella per un problema di scala. È una cosa ridicola dai nostri occhi perché fare delle casette in stile cinquecentesco, delle casette minori. Però lì il tema è quello di equilibrare i rapporti, cioè il buon Giovannoni a modo suo, di fronte al fatto che c'è questi due tempietti romani isolati e piccolini, il Lungotevere che sta dietro, la chiesetta alla fine, Santa Maria del Cosmenti, che è piccolina e bassetta, e poi c'è questo cosone un po' sgraziato, devo dire, della ex Pantanella. Lui, l'unica cosa che gli viene in mente è di fare un'aggiunta, e queste aggiunte sono delle casettuzze piccoline, che però servono, come dico, a equilibrare. Analogamente mi è capitato di vedere recentemente sempre una serie di studi su Piazza Santa Susanna fatti dal Giro di Piacentini. Ora non sto facendo l'elogio di Piacentini o di Giovannoni, però c'è questa antica. E lì pure il buon Piacentini e compagni, sono tanti che lavorano su questa cosa, c'è tutta una serie di studi sull'imboccatura di via Bissolati dal lato di Santa Susanna in cui la fontana dell'acqua, insomma le mostre dell'acqua felice si sposta, va un po' più là, cercano sempre di trovare in qualche modo un equilibrio fra ciò che si sta facendo ora e ciò che è. A me questo aspetto, diciamo, che è assolutamente vecchio, però sopravvive dentro il pensiero di Samonà. E poi forse, questa è l'altra relazione da prendere ancora di più con le molle mia, è che ci sia una profonda anche attenzione verso certe cose inglesi, coetanee, coeve, post-belliche, post seconda guerra mondiale. Penso a tutti gli studi di Kenneth Brown, di questi qua, che uscivano su AD, che sono tutti studi sulla città e anche sull'architettura, sulla città antica, condotti attraverso il disegno, attraverso descrizioni, racconti di, anche qui molto empirici, di equilibri fra parti, la strada che si stringe, che si allarga, il rapporto fra cioè di nuovo il rapporto organico fra spazio urbano e edilizia, non so. Ed è una cosa molto diversa dai coevi invece lavori totalmente diversi dal punto di vista concettuale di Muratori, per esempio, che sono interessantissimi, ma che si svolgono tutto su una dimensione che, nonostante Muratori venga ritenuto un idealista, in realtà sono assolutamente, se volete, analitici e scientifici,
contro, come dire, il pensiero di Muratori è idealista nel momento in cui trasporta questo in una dimensione quasi determinista, per cui capita come si sviluppa la città, si sa come si fa, come si segue da sviluppare, però certamente l'analisi che fanno lui e fanno gli allievi muratoriani, che fa Caniggia, sono analisi strutturali, che guardano le piante, che guardano l'ossatura, che guardano le proprietà, che guardano questo, che guardano... invece il ragionamento suo è un ragionamento, come potremmo dire, artistico, storico, umanistico, punto. Grazie al professor Francesco Cellini. Prima di passare la parola a Franco Purini volevo fare due osservazioni. Bellissime le osservazioni che hai fatto sul piano programma. Mi sembrava che tu nella prima parte in qualche modo ravvisassi una sorta di liaison tra l'aspetto teorico, la progressione teorico-culturale e quindi le elaborazioni, hai citato anche i testi ospitati all'interno del saggio, come se ci fosse una stretta connessione tra l'evoluzione del pensiero teorico, diciamo le prese di posizioni, diciamo di attenzioni da Wright alle Corbusier, eccetera, ma non dimenticherei, come è segnalato nel libro, soprattutto il Perret di Le Havre, per esempio. Ecco, io invece credo che vada anche segnalato un aspetto molto importante, che era quello del continuo confronto con il continente e con alcune presenze nel continente. Penso che l'opus, diciamo, per eccellenza di Samonà sia in fondo dalla fine degli anni 10, quando lavora con Camillo Autore, no? Sulla palazzata di Messina, fino ai tardi anni 50, in qualche modo i vari pezzi montati in sequenza della palazzata di Messina, di Samonà, sono in fondo il riscontro di quello che lui andava facendo fuori. Ricordiamoci che nel 1933 con Ridolfi c'è la partecipazione al concorso per gli edifici postali, quello di De Renzi Libra no, all'Aventino, quello di Ridolfi a Piazza Bologna, e il suo straordinario a Piazza Taranto, dove lui accetta la condizione, diciamo, irregolare del lotto e fa però questa operazione di grande accademicità, con questo ribaltamento quasi pre-veneziano, no? Pensate al ruolo inverso di Venezia, del Palazzo Ducale di Venezia, con la parte, diciamo, che apparentemente si alleggerisce verso l'alto e ha il vuoto sottostante. Ecco, tutto questo però portato in una sorta di noli me tangere attraverso il ricorso al crepidoma, allo stilobate, agli elementi che separano dalla terra in fondo l'edificio angolare di Via Taranto. E questo riscontro in fondo tra la progressione dei progetti palermitani, siciliani e quelli fatti nel continente, penso all'importanza dell'esperienza per esempio del CTO di Bari, all'esperienza dell'INAIL o dell'INPS per Venezia, ma l'esperienza anche progettuale che poi non ha avuto esito, come quella, diciamo, incistata nel terreno del progetto di Cagliari, piuttosto che... Perché ho avuto l'impressione che parlassi solo di una visione regionalista. No, era il rapporto tra dimensione teorica e dimensione progettuale che mi pare Samonà abbia sempre cercato di scindere. Ecco, rispetto alle elaborazioni veneziane del rapporto tra forma della città, morfologia urbana e tipologia edilizia, lui è sempre stato scevro da questi interessi perché ha sempre pensato all'opera di architettura come opera di architettura, senza legarlo a una progressione delle sue acquisizioni, diciamo, culturali, eccetera. Questo è quello che posso dire. Io ricordo nell'83 di aver messo a confronto, proprio in una iniziativa che avevo chiamato Storie di edifici, in un pomeriggio terribile, Mario Ridolfi che parlava delle poste di Piazzale Bologna con Giuseppe Samonà che parlava delle poste appunto di Via Taranto. E lì era venuta fuori tutta la terribilità di Ridolfi, no? E quindi anche il suo in fondo profondo dispiacere per il figlio perso, per le situazioni personali, eccetera, ma anche la terribilità nei confronti del rapporto tra loro due, perché Ridolfi vistosamente, impietosamente accusava Samonà, diciamo, di scarsa attenzione alla dimensione progettuale. Ecco, tu sei in fondo un filosofo e io sono un architetto vero. Ecco, e quindi mi faceva piacere segnalare questo accordo discordante tra questi due personaggi incredibili. E pensa anche, a proposito delle esperienze nel continente, anche quella del concorso per il centro direzionale di Torino. Ecco, anche lì mi fa piacere che da Cagliari a Torino ritrovare tanti amici, per esempio Sandro Orlandi, Mary Angelini, a parte la Egle Trincanato, ma anche Costantino Dardi, voglio dire, Livia Toccafondi. Ecco, ritrovare questa comunione, diciamo, tra persone che
che poi hanno continuato a frequentarsi, eccetera. Quindi anche questo è un ulteriore motivo di contentezza di questo incontro pomeridiano. Grazie. La parola al professor Purini.